Il mare nel fiume è un titolo emblematico che vuole rappresentare una situazione molto critica, ovvero il cuneo salino, che è questo fenomeno per cui l'acqua del mare entra nel fiume Po e quindi va ad inquinare, a fare virgolette, l'acqua potabile che utilizzate non solo per usi civici ma anche per l'agricoltura, soprattutto per l'agricoltura. Se ne è parlato in un convegno a Ferrara, promosso dal Consorzio delle Pianure di Ferrara, ma noi prima di raccontarvi che cos'è esattamente questo cuneo salino siamo andati in campagna a vedere qual è la situazione. Mi trovo nelle campagne del Mesolano, quindi sempre territorio ferrarese. Qui l'acqua c'è ancora, stanno irrigando della soia, sono terreni sabbiosi questi, quindi la necessità idrica è anche maggiore rispetto ad altri territori. Qui il cuneo salino per il momento non è ancora un problema, ma lo può diventare. Ne parliamo con un imprenditore agricolo, Sergio Vassalli. Buongiorno Sergio. Adesso il rotolone sta annaffiando questa soia, però insomma all'orizzonte qualche preoccupazione c'è. Insomma, voi agricoltori che avete a che fare innanzitutto con una siccità quest'anno che ne abbiamo parlato più volte, insomma sta creando seri problemi, e poi non molto distante da qua c'è il mare, sta risalendo verso i canali e verso il Po, e questo può essere un problema per irrigare un domani le vostre produzioni. Sì, infatti la risalita del mare lungo il Po porta su acqua salata che può creare problemi durante le irrigazioni se viene importata dentro nei canali di irrigazione. Altresì c'è il problema che se non portiamo dentro acqua dolce, essendo terreni sabbiosi, l'acqua dolce ci serve per tenere ferma la falda salata che potrebbe risalire da sotto, dal mare, insomma. Perciò il problema è doppio: o rischiamo di portare dentro acqua salata dal Po perché risale lungo il fiume, e se non immettiamo acqua dolce ci risale dalla falda. Qui siamo tra l'incudine e il martello. La mancanza d'acqua qui può diventare veramente problematica. Duplice problema: mancanza d'acqua, perché comunque le colture hanno bisogno di acqua, e se non c'è acqua c'è questa pressione, no, del mare che porta sale verso i canali. Tra l'altro queste sono zone molto sabbiose, quindi è una sabbia, e la risalita dell'acqua, e lo si vede anche in questo canale, no? Sì. Si vede che comunque viene assorbita. Qui siamo ancora in un'isola felice, non si sa bene, sì, al momento, però ci sono altre zone dove purtroppo sono irrigare attingendo acqua da questi canali ha creato problemi, distruggendo le colture. Sì, ci sono zone nella parte veneta del Po, del delta, che hanno già, probabilmente perché non hanno controllato la salinità dell'acqua o non so per cosa, hanno irrigato e hanno bruciato i raccolti, perché la salinità è molto alta. Loro hanno la sfortuna che hanno gli impianti che pompano acqua dal Po che sono molto vicini al mare. Questo è un anno eccezionale per tutti, insomma, quindi si passerà probabilmente anche ad una turnazione dell'acqua se continua così. Il Po è in secca. In questa situazione gli agricoltori devono anche fare delle scelte, magari decidere di irrigare una coltura piuttosto che un'altra se viene a mancare questa risorsa preziosa. Sì, infatti adesso se dovesse venire una turnazione dell'acqua di irrigazione, secondo me la cosa più opportuna è cercare di irrigare quelle culture tipo gli ortaggi, che possono essere più complicate, perché magari alcune culture di primo raccolto che sono già ben sviluppate, che già creano un po' di ombreggiamento, che riescono a mantenere un po' di fresco sotto, magari lì si può saltare 4-5 giorni, una settimana per irrigare. Le culture orticole che vanno seminate in questo periodo devono nascere, e l'acqua lì, l'irrigazione serve tutti i santi giorni, non tanta, poca solo per mantenere il fresco, ma serve tutti i santi giorni. Ecco, qua vediamo soia, vediamo mais sull'orizzonte, ma lo ricordiamo, Mesola è una zona dove c'è una forte specializzazione per le colture, carote, radicchi e altre, quindi queste hanno delle esigenze idriche che sono assolutamente importanti. Qui è diciamo che è una situazione critica per tutti a livello nazionale, e in queste zone insomma lo sono ancora di più, visto per il tipo di coltura che vengono fatte. Poi c'è anche il problema costi, cioè costi che si aggravano perché comunque
per fare andare questo semovente, questo irrigatore, c'è bisogno di un motore diesel che Infatti, consuma molto gasolio e l'impennata anche dei carburanti mette in difficoltà. Infatti l'anno scorso il gasolio agricolo costava 55 centesimi al litro, adesso lo stiamo pagando 1,35 euro, perciò l'aumento del costo del gasolio e le temperature alte ci obbligano ad irrigare di più, ma irrigare di più vuol dire aumentare esponenzialmente i costi. E adesso ci sono delle aziende che nel periodo di giugno stanno irrigando lo stesso volume del periodo di luglio, quando abbiamo tutti i raccolti seminati. Adesso i secondi raccolti non sono ancora stati seminati, stiamo utilizzando lo stesso volume di gasolio. Quindi questo vuol dire innanzitutto se il mercato diciamo, premia con gli stessi importi dell'anno scorso in una situazione di normalità, vuol dire che insomma, voi agricoltori siete penalizzati dal punto di vista del vostro reddito. Siamo in netta perché adesso attualmente con i costi che ci sono adesso, per quanto riguarda gli ortaggi, ci stiamo rimettendo dalle 3 alle 4.000 euro ettaro. E come si fa allora? È una bella domanda. Si tiene duro? Si va avanti, a testa Perché bassa. poi la forza dell'agricoltore è che comunque insomma, dispiace lasciare andare a perdere le colture. Come si fa? Uno semina poi. Quando uno semina non è che butta lì e va, lo devi curare un raccolto, è come un figlio, lo devi tirare grande, lo devi portare a crescere, lo devi portare a fine del suo ciclo vitale. E te lo senti tuo, e ti dispiace quando un raccolto non riesce a portarlo a fine, oltre al valore economico, quando uno vede i raccolti che vanno proprio buttati via, dà fastidio. Ecco Sergio, tu hai un'azienda che è articolata, insomma, quindi avevi anche un allevamento, hai dovuto abbandonare questo allevamento per una questione appunto di costi che sono schizzati alle stelle. Sono schizzati alle stelle, sì. Tu producevi animali da carne, bovini da carne, e che cosa è successo? Con l'aumento dei costi dei carburanti e con l'aumento dei costi dei mangimi siamo arrivati a fine anno, abbiamo fatto un calcolo in azienda e abbiamo visto che non riuscivi più a coprire i costi. Quando uno non riesce più a coprire i costi deve fare una scelta: o insiste, prova, va avanti e rischi di mettere in crisi anche la parte agricola dell'azienda, oppure uno si mette una mano al cuore e abbandona. E abbandona. È stato il tuo caso? Io ho preferito fermarmi e abbandonare l'allevamento. La diversificazione in questi casi funziona, nel senso che tu hai un'azienda, come dicevo prima, insomma, strutturata, quindi hai seminativi e anche ortaggi? Ho seminativi, ortaggi, pomodoro da industria. Abbiamo sempre cercato l'azienda di disporla su diversi fronti, proprio perché quando una coltura non va come deve andare hai sempre un appoggio dall'altra parte. In questo caso è andata bene perché se avevamo solo l'allevamento diventava un problema serio. Quanti ettari conduci? Adesso io tra la mia azienda e quella di mio papà siamo attorno ai 120-130 ettari. Sergio, grazie, ti auguriamo buon lavoro. Noi adesso continuiamo a parlare di Cuneo Salino, insomma anche con degli esperti, vediamo che cosa succede, ma soprattutto speriamo che il meteo aiuti voi agricoltori e soprattutto che tenga lontano questa minaccia per chi deve irrigare. Ciao, arrivederci, grazie. Arrivederci, ciao.